parte del Comitato per l'Ordine Comune di Olzai e vorrei iniziare proprio con raccontare quella che è la nostra esperienza, soprattutto perché Olzai, la nostra situazione è molto particolare proprio per quanto riguarda la gestione dell'acqua. Noi infatti Olzai è uno dei cosiddetti comuni ribelli, uno dei pochi della provincia di Nuoro che continua a gestire in autonomia la risorsa idrica, cioè noi continuiamo ad avere una gestione comunale diretta della risorsa idrica, e questo perché da sempre i cittadini olzaesi hanno portato una battaglia proprio per la difesa dell'acqua, consapevoli proprio che questa risorsa vitale andava salvaguardata e difesa a tutti i costi, anche col rischio appunto di diciamo, andare contro quella che è l'attuale legislazione nazionale e regionale. E questo non è stato sempre semplice, perché i risultati che si sono ottenuti sono determinati proprio per la forte volontà della popolazione, nonostante diverse pressioni trasversali alle diverse culture politiche e amministrative volessero affidare le nostre acque prima a gestioni consortili, quindi al Govosai, e successivamente ad Abbanoa. Ed è stata invece proprio la forte convinzione degli olzaesi e la grande mobilitazione popolare che alla fine ha orientato le stesse azioni della politica, e noi in questa battaglia ne siamo riusciti assolutamente vincenti, e oggi continuiamo infatti una gestione comunale pubblica e diretta. Questo è un esempio proprio di vera partecipazione democratica, perché sono stati i cittadini a decidere veramente in prima persona, ad attivarsi proprio nelle scelte che riguardano la loro comunità e soprattutto nella difesa di un diritto, perché come sappiamo e come ormai la risoluzione ONU del 2010 è stata chiarissima, per la prima volta nella storia dichiara che l'acqua è un diritto umano fondamentale e quindi come tale va difeso con tutte le nostre forze. Ecco, io chiaramente vorrei soffermarmi ed evidenziare alcune contraddizioni che ci sono state proprio in Sardegna, nel senso che intanto l'acqua è una questione sostanzialmente politica, perché ovviamente le scelte che sono state operate, le scelte politiche sbagliate ricadono direttamente sui cittadini, e da questo punto di vista che va affrontata la questione. Io non faccio differenza tra centrodestra e centrosinistra, perché in effetti non esiste, purtroppo non c'è una differenza in questo senso. Le scelte che sono state fatte infatti non sono state orientate verso l'interesse generale, verso la collettività, ma piuttosto verso interessi particolari. Io voglio fare riferimento proprio alle responsabilità che ci sono e alle scelte operate in Sardegna, sia non solo quindi a livello nazionale, ma proprio regionale e provinciale. Dobbiamo ricordare infatti che se le scelte operate dalla destra sono assolutamente catastrofiche, Abbanoa è nata col centro-sinistra, e dobbiamo ricordare che i politici che oggi promuovono portano avanti iniziative per la difesa dell'acqua e promuovono addirittura dei comitati, ergendosi a paladini proprio nella difesa dell'acqua, negli anni precedenti non hanno portato avanti alcuna iniziativa, anzi sono stati c'è stato un silenzio veramente sconcertante. Mi riferisco come evidente per esempio al Comitato Liberiamo l'Acqua promosso dal Presidente di Riu, che oggi pretende appunto di combattere e sconfiggere Abbanoa, decretandone addirittura il funerale attraverso la proposta referendaria. Ora, noi sappiamo molto bene che questi referendum non sono una novità, i referendum regionali ci sono già stati nel 2008 e sono stati promossi proprio dai comuni ribelli che avevano constatato proprio i disservizi di Abbanoa, cioè che la gestione dell'acqua in Sardegna davvero non funzionava. Eppure allora, probabilmente non si capisce bene appunto per quali motivi, i politici di allora non si sono assolutamente attivati, non c'è stata nessuna campagna di informazione, e quindi ovviamente questi referendum sono andati deserti.
Ora è chiaro che bisogna richiamarle queste responsabilità. Come si può essere credibili oggi e promuovere le campagne a difesa dell'acqua quando non si è fatto niente per tutti questi anni? Forse, voglio dire, guarda caso, questa campagna è stata promossa proprio in coincidenza con un cambio della classe politica regionale. Allora, tutto questo è chiaro, i politici perdono di credibilità, probabilmente perché appunto non si occupano più degli interessi dei cittadini, molto spesso forse ambiscono ad occupare qualche poltrona nei consigli di amministrazione. Allora, tutto questo i cittadini devono essere informati, devono conoscere davvero quelle che sono le decisioni che avvengono a livello locale, quindi regionale ma anche provinciale, per essere maggiormente consapevoli, quindi diciamo partecipare con un atteggiamento quindi attivo, coscienti di ciò che accade. Ecco perché io penso che solo una mobilitazione popolare, al di là, voglio dire, degli interessi certamente partitici, quindi o politici che appunto non ci tutelano, possa essere veramente vincente. In questo senso credo che i referendum siano una grossa opportunità, ovviamente dimostrano che i cittadini possono in qualche modo scegliere, decidere, quindi è ovvio, io sono anche ottimista, credo che da questo punto di vista ci sarà una grande partecipazione. Però non dobbiamo allo stesso tempo pensare che questi referendum siano risolutivi della questione acqua, anzi questo rappresenta proprio un punto di partenza per dire ai cittadini che per quanto riguarda le gestioni future dovranno sempre essere vigili, anzi porsi con un atteggiamento ancora più critico, anche se riguardano gestioni consortili pubbliche, perché come sappiamo bene, purtroppo ormai è già abbiamo ben constatato che anche le gestioni, quando manca diciamo una onestà culturale, una vera e anche politica, così come una vera vocazione amministrativa, anche le gestioni consortili pubbliche hanno spesso appunto determinato forti degenerazioni clientelari e alimentato i costi impropri della politica, proprio perché la gestione diciamo, non era basata su regole di trasparenza ed efficienza, così come invece è doveroso appunto fare. Io non vorrei soffermarmi appunto sulla questione in generale appunto del referendum che illustrerà bene appunto Gianfranco. Voglio però dire ancora una volta e sottolineare che appunto quello che è importante davvero che i cittadini sviluppino proprio una coscienza civile e soprattutto difendano i propri diritti che come in questo caso vengono calpestati e negati attraverso appunto ripeto scelte politiche sbagliate, affinché appunto ci riappropriamo in questo modo di un potere decisionale che ci viene negato.